Un vigile del fuoco che salva una bimba. Eccola, la prima statua in Italia dedicata ai pompieri, opera dell'artista Carlo Balliana su bozzetto dell'ex comandante della polizia locale, Laura Lorenzetto. L'inaugurazione a Castelfranco nel corso di una cerimonia che ha visto al fianco delle autorità anche molti cittadini che hanno voluto rendere omaggio a questi eroi di ogni giorno proprio nella giornata che celebra l'80° anniversario di costituzione del Corpo Nazionale. Vigili del fuoco che quotidianamente mettono a repentaglio anche la propria stessa vita per salvare la nostra, in prima linea ogni volta che ce n'è bisogno, ma abituati a lavorare senza risparmiarsi, in silenzio in tutte le situazioni di emergenza, proprio come degli angeli custodi dei cittadini. Non vogliamo essere autoreferenziali, vogliamo invece esaltare i valori di cui sono portatori i vigili del fuoco, cioè il soccorso, la solidarietà e l'aiuto agli altri. E gli angeli custodi della vita è proprio il titolo della statua che rende loro omaggio nella piazza dedicata ai vigili del fuoco, a 2 passi da Piazza Giorgione. Ad intonare l'inno nazionale il tenore Francesco Grollo, che in serata ha partecipato anche al concerto con la banda nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco al Teatro Accademico. Nell'occasione è stata anche intitolata la nuova bretella della stazione all'alpino pompiere Bortolo Puliè, che nel gennaio del 1918 di fatto salvò Castelfranco dalla terribile esplosione di un deposito di armi francese in seguito ad un bombardamento proprio nei pressi dello scalo ferroviario. Grazie Castelfranco, grazie a tutti voi.